Ci fa molto piacere peraltro battezzare il nostro decennale con questo evento che si unisce poi di fatto a questa grande iniziativa della Adunata Nazionale a maggio 2017 proprio qui a Treviso. Farlo insieme agli alpini, farlo in questo modo direi abbastanza singolare con la creazione della gavetta è per noi una grande gioia, un grande orgoglio. Affidiamo ovviamente alla grande disponibilità proverbiale degli alpini per ottenere un grande risultato, poi sappiamo che tutto quello che ricaveremo lo daremo, lo devolveremo alle nostre strutture dove i disabili hanno bisogno di ausili protesici. 10.000 gavette solidali. Fondazione di Comunità e gli alpini insieme promuovono una raccolta fondi a fini benefici. Sono stati creati 10.000 contenitori ispirati alla classica gavetta militare. All'interno biscotti e una mini bottiglia di prosecco. Verranno offerte tramite le sedi dell'ANA e gli hotel del gruppo albergatori Confcommercio a 10 euro l'una. Tutto il ricavato servirà ad acquistare ausili come carrozzine, deambulatori e sollevatori per i disabili dei centri diurni e della comunità alloggio dell'ULSS 2. Le parole di Giuseppe Benedetti, presidente della sezione ANA di Conegliano. Deve venire da un'iniziativa fatta col cuore, che sappiamo che tanti ragazzi meno fortunati di noi, disabili e tutte quante hanno bisogno di carrozzine, hanno bisogno di mezzi di trasporto, e questo penso che sia un dato di fatto che quando ci sarà la dunata, o avremo finito la dunata, abbiamo realizzato un sogno anche di noi alpini di aver contribuito in modo concreto e sicuramente importante, ecco.